Siamo presso il centro Trevi in via Cappuccini qui a Bolzano. La serata è la quarta ed ultima dedicata al ciclo Ambiente e Cultura si incontrano, una serie di conferenze del mese di novembre volute dall'assessorato alla cultura italiana, ma anche all'ambiente e all'energia, ed in particolare appunto dall'assessore Giuliano Vettorato e dal direttore del Dipartimento, il dottor Antonio Lampis. Questo perché volevamo, insieme all'Agenzia per l'Ambiente, spiegare, illustrare, mostrare alla cittadinanza quello che viene fatto dalla pubblica amministrazione nell'ambito della sostenibilità. La sostenibilità è un concetto, ma è soprattutto anche un aspetto concreto che si vuole portare avanti nell'ambito della vita quotidiana di tutti noi a livello globale attraverso gli impegni e gli obiettivi da raggiungere siglati nell'Agenda 2030 dell'ONU, firmata nel 2015. Con noi questa sera, per l'ultimo di questo primo giro di incontri del 2021, abbiamo Luca Verdi, che è il direttore dell'ufficio Aria e Rumore di Bolzano per l'Agenzia dell'Ambiente, e la nostra moderatrice Jutta Kustaccer, che già la volta scorsa ci ha accompagnato insieme ad Alberta Stenico a scoprire quello che era il mondo dell'acqua nel nostro territorio e i vari utilizzi. Questa sera abbiamo appunto con noi il dottor Luca Verdi, ci spiegherà l'aria, come abbiamo visto il titolo è Aria e radiazioni, come orientarsi, immersi nell'inquinamento che può avere tante declinazioni, ma senza voler anticipare nulla, io cedo subito la parola ai nostri ospiti, che ringrazio per la collaborazione, e porto anche il saluto del nostro assessore, che si sta impegnando molto con le varie ripartizioni per portare avanti il principio e il concetto di sostenibilità della vita anche a livello locale. Con questo mi congedo, ricordo che la biblioteca ha una bibliografia molto nutrita che mette a disposizione del pubblico e che tutto il centro Trevi in questo periodo si sta attivando per far conoscere gli obiettivi dell'agenda. Buona serata e buon ascolto. Grazie dottoressa Trevisan. Buonasera. Oggi ne parliamo dell'aria, della qualità dell'aria, delle radiazioni che sono anche dentro nell'aria e come orientarsi immersi nell'inquinamento. Parlando della qualità dell'aria, tanti, forse anche alcuni di voi, si vedono dipendente dal consumo, dal comportamento della massa, da regoli, da leggi, in modo che l'uno o l'altro pensa proprio che sia una situazione troppo complessa per migliorare e per cambiare qualcosa. Oggi con Luca Verdi, il direttore del laboratorio dell'analisi aria e radiazioni, guardiamo un po' più in dettaglio a vedere che cosa è la situazione in diverse situazioni e che cosa in queste situazioni noi stessi possiamo modificare nel nostro comportamento, modificare per migliorare la nostra aria individuale. E questo è anche un po' il concetto che vorremmo proseguire oggi. L'aria, la qualità dell'aria è una sì globale, sì locale, però comunque l'aria che respiriamo dipende sempre anche dai luoghi che frequentiamo, dalle strade, dalla nostra casa, dal come ci comportiamo sempre dove. E assieme guardiamo e chiedo al dottor Verdi le diverse situazioni e cosa possono essere lì i fattori per tenere l'aria più pulita o meno pulita. Prima di tutto anche una domanda forse un po' strana, però da iniziare da capo. La domanda: in Alto Adige ne abbiamo una qualità di aria particolare, tipica, che è differente a quella
al deserto, che è differente a quello per esempio in Toscana, visto che in una certa zona climatica abbiamo certe piante, abbiamo una biodiversità tipica, questo caratterizza la nostra area in Alto Adige. Benissimo, grazie intanto dell'invito e della possibilità che viene concessa di parlare di questi argomenti. Grazie alla dottoressa Trevisan, grazie alla dottoressa Kustacer dell'introduzione. Permettetemi di fare un passo indietro, semplicemente per ragionare per quale motivo ha senso parlare di aria e di radiazioni insieme, perché sono due temi che lì per lì vengono affrontati secondo metodiche, logiche, strategie e tecniche completamente diverse. Per cui perché parlare di questi due argomenti assieme? Beh, io l'ho vista così, ragionando anche insieme alla dottoressa Kustacer. Noi in qualche maniera siamo come dei pesci, però siamo fuori dall'acqua. Cioè, in che senso? I pesci vivono nell'acqua e quindi è chiaro a tutti che l'acqua per loro è l'elemento decisivo. Cioè, se l'acqua è buona il pesce vive bene, se l'acqua è cattiva il pesce vive male. Ecco, noi non siamo dei pesci, siamo degli esseri umani e viviamo in un ambiente che è intanto aria nella quale siamo immersi H24 dal primo secondo che viviamo all'ultimo secondo che viviamo. Ma oltre all'aria in sé siamo anche immersi in una cosa che nell'acqua non c'è, cioè le radiazioni. Radiazioni nelle quali non possiamo illuderci, nelle quali siamo immersi, ma tanto, e siamo immersi in modo sempre crescente negli ultimi decenni. Per cui quello che in qualche modo accomuna il concetto di aria, di qualità dell'aria e anche di radiazioni è proprio il fatto che ci viviamo dentro tutti i giorni, ogni secondo della nostra vita. Per cui ha assolutamente senso intanto capire di cosa parliamo, cercare di orientarci, ecco perché anche il titolo, come orientarci, e poi magari capire anche cosa possiamo fare, al di là di lamentarci, di brontolare, va bene, quello ci sta, però io credo che ognuno di noi abbia qualcosina che può fare, senza grossi sforzi, per migliorare proprio il proprio ambiente di vita, proprio questa area personale di cui parlava la dottoressa Kustacer. Ok, bando a queste ciance introduttive. Ecco, l'area nostra in Alto Adige cos'ha di caratteristico? Beh, per quanto riguarda l'aria abbiamo tanti elementi in comune rispetto a zone simili alle nostre, cioè se ci confrontiamo, che ne so, con l'aria che respirano in Cina, siamo messi mostruosamente meglio. Noi possiamo confrontarci con la qualità dell'aria, per esempio, dei colleghi trentini, anche se loro risentono, per andare un po' più nel dettaglio, un po' di più dell'effetto della pianura padana rispetto a noi. Possiamo confrontarci con i colleghi del Tirolo del Nord, anche se loro hanno dei fenomeni, per esempio di föhn, un po' diversi dai nostri. Possiamo confrontarci con i colleghi, che ne so, della Valtellina o del nord del Veneto, però loro risentono più di noi dell'effetto immediato della pianura padana, ne risentono più dei trentini, perché i trentini aspettano che l'area debba convogliarsi lungo la valle dell'Adige. Invece diciamo, quelli che stanno a nord del Veneto hanno un'apertura diretta sulla pianura padana. Quindi questo un po' per, come dire, contestualizzare l'aria che respiriamo rispetto a tutti i nostri vicini. Entrando poi più nel merito, l'aria è un cocktail di sostanze, ognuna della quale purtroppo o per fortuna ha logiche, dinamiche, caratteristiche molto molto diverse, per cui la domanda è banale, com'è la qualità dell'aria, la risposta difficilmente è banale, per cui bisogna per forza essere un po' disposti a entrare nel merito di qualche dettaglio, e adesso magari riusciremo spero, a entrare su qualche dettaglio in maniera comprensibile, mi auguro. Bene, allora iniziamo con i contenuti, io li chiamo materialmente dell'aria, le emissioni. Emissioni sono di principio dannosi, o possiamo raggruppare diversi tipi di fonti di emissioni? Allora, io direi, intanto precisiamo che quando si parla di qualità dell'aria, in questo momento stiamo riferendoci all'aria che si respira all'aperto, quindi quei parametri che ormai sono entrati nel nostro immaginario, nella nostra cultura comune, tipo polveri sottili, biossidi di azoto, ozono,
Questi sono i tipici inquinanti, quindi PM10, PM2,5, le polveri fini. Questi inquinanti di cui sentiamo parlare spesso sui giornali sono inquinanti che vengono misurati ormai da decenni in maniera attenta, puntuale, e non solo in Alto Adige ma in tutto il mondo evoluto, e questo è importante perché consente anche di fare confronti con situazioni diverse. Questi inquinanti che ho elencato prima sono tutti inquinanti che hanno dei limiti, quindi vuol dire che hanno un effetto sulla salute, effetto sulla salute che va in qualche maniera monitorato proprio misurando le concentrazioni in continuo di questi inquinanti e quindi verificando se alla fine dell'anno o nel corso dell'anno questi inquinanti come si collocano, che concentrazioni raggiungono. Possiamo per esempio cominciare con le polveri fini. Le polveri fini, quello che si chiama PM10 o quelli ancora più fini, PM2,5, sono una parte, diciamo, di particolato, quindi che sta in aria, sono molto piccole, e il fatto di essere molto piccole le rende pericolose, perché più sono piccole più possono penetrare in profondità nei nostri polmoni, nei bronchi, negli alveoli, e più penetrano in profondità, più sono piccole, più poi hanno la possibilità anche di passare la barriera che c'è negli alveoli e magari entrare anche in circolo nel sangue. Quindi è già chiaro da qui che il particolato fine ha una caratteristica importante che dipende dalla sua dimensione e inoltre dipende anche molto dalla sua composizione chimica. Il particolato per forza di cose è un insieme di sostanze diverse e a seconda di dove lo misuriamo troveremo sostanze diverse. Un esempio eclatante, diciamo l'esempio più tipico da noi in Alto Adige è la parte di polveri fini che è composta dagli idrocarburi policiclici aromatici, che sono un prodotto tipico della combustione realizzata male. Ebbene, questi composti sono presenti soprattutto nelle zone rurali dove si utilizza ancora molto una combustione domestica, non sempre fatta bene, perché magari si brucia legna non asciutta, magari si brucia qualcosa che non è proprio legna. Ecco, questo tipo di attività, quindi di azioni umane, possono pregiudicare, possono peggiorare di tanto la qualità dell'aria per quanto riguarda questi idrocarburi policiclici aromatici, che andrebbero quindi ad alimentare una parte del particolato pericolosa. Quindi questo anche, come dire, è un elemento che va tenuto sotto controllo. Paradossalmente questa componente del particolato è molto più rilevante in zone rurali, quindi nelle valli, rispetto a Bolzano, dove ovviamente il riscaldamento domestico raramente si basa sull'utilizzo di legna o di pellets o di altri combustibili. Cioè la fonte è la combustione, l'emissione in questo caso dannosa sono i polveri fini. Sì, diciamo allora, le polveri fini sono uno degli inquinanti da tenere sotto controllo, sono causate nella maggior parte dei casi da una combustione mal realizzata in ambito domestico. Diversamente da quello che ci si potrebbe aspettare, il traffico contribuisce poco alle polveri fini. Quindi se uno vuole impostare una strategia per contrastare le polveri fini, è inutile che agisca sul traffico o serve a poco, deve piuttosto organizzare delle campagne di informazione per spiegare alle persone come vanno utilizzate questi impianti domestici, che vanno manutentati regolarmente, le canne fumarie vanno controllate, il combustibile deve essere legno secco, legna secca, ci deve essere un sufficiente apporto di ossigeno in modo che la combustione possa completarsi. Se questo non avviene, nascono polveri fini PM10 e PM2,5 che contengono componenti dannose. Va bene, e un'altra fonte di emissioni che inquinano la nostra aria provengono ovviamente dal traffico. È proprio così. E questo, bene o male, è l'argomento centrale degli ultimi anni dal punto di vista della tutela dell'ambiente per la qualità dell'aria. Le polveri fini negli ultimi 10-15 anni non hanno raggiunto concentrazioni molto alte, quindi sono ampiamente sotto i limiti.
Questo invece non avviene per un inquinante tipico prodotto dal traffico che è il biossido di azoto, quindi NO2. Questo è un gas che origina in massima parte proprio dalla combustione dei motori, quindi motori a scoppio, quindi benzina e diesel. In particolare sono i diesel i maggiori responsabili delle concentrazioni di NO2. Allora, l'NO2 è un inquinante che è anch'esso regolamentato, ha dei limiti perché ha un effetto sulla salute. Questi limiti vengono superati in alcune zone della provincia, nelle zone molto trafficate, ormai già da diversi anni. Qui magari poi possiamo aggiungere qualcosa sugli effetti del lockdown rispetto a queste concentrazioni, magari ne parliamo dopo. Sta di fatto che questa situazione ambientale di perdurante superamento o quasi superamento del biossido di azoto ha fatto sì che ci si chiedesse seriamente quali strategie selezionare o proporre per guidare il traffico o guidare meglio ancora la mobilità in una direzione di minore inquinamento, di minore impatto, di maggiore sostenibilità, questo a vantaggio dell'ambiente ma anche della mobilità stessa. E quindi questo è un argomento che è ancora estremamente attuale e sul quale naturalmente ci sono interessi contrastanti, no? che discutono da punti di vista diversi. Bene, abbiamo promesso all'inizio che parliamo poi anche di diversi luoghi. Abbiamo per la mobilità o per il traffico diverse situazioni. Se io adesso dovessi decidermi di rinunciare alla macchina e prendere solo più l'autobus, so comunque che qua a Bolzano o a Bressanone c'è l'autostrada che passa. Vedo i pendolari che non vengono, a Bolzano non so, vengono in 75.000 al giorno e tornano. Vedo venerdì sera soprattutto le strade chiuse perché tutti vogliono sfuggire e andare fuori. Cioè, ho spiegato diverse situazioni, ho l'autostrada, ho le strade provinciali e ho le strade comunali. Dove si trovano quando di più emissioni di carattere anche dannoso? Sì, ha detto bene, sono esattamente queste le situazioni, diciamo, con il buon senso uno riesce già a individuarle, quindi le situazioni critiche sono sostanzialmente quelle dove corre una strada o una superstrada o un'autostrada con molto traffico. Diciamo, in linea di massima si identificano due situazioni critiche. Una situazione critica è quella, diciamo, nella fascia attorno all'autostrada. L'autostrada naturalmente è molto trafficata sia da mezzi pesanti che da mezzi leggeri e quindi le zone su cui transita l'autostrada, che possono essere per esempio delle parti di Bolzano, delle parti di Bressanone e anche dei tratti della Bassa Tesina, sono zone che ovviamente risentono localmente dell'effetto dell'autostrada. L'effetto dell'autostrada può essere, o l'inquinamento può essere naturalmente ridotto in tanti modi. Ora, banalmente uno dimezza il traffico e dimezza l'inquinamento, però questo non è una cosa che avviene con la bacchetta magica, quindi bisogna cercare anche di trovare delle soluzioni che siano praticabili, che siano accettabili, perché se non vengono accettate difficilmente poi vengono messe in pratica dalle persone, oppure non vengono messe in pratica volentieri. Fra tutte le soluzioni, diciamo, possibili, una di quelle certamente più efficace è la riduzione della velocità per quanto riguarda i mezzi leggeri, quindi le automobili. Perché questo? E su questo c'è un progetto europeo che si sta concludendo, si chiama Brennerlec, su cui l'Agenzia per l'Ambiente ha investito tanto insieme a una serie di partner. Ed è un progetto che al di là di ovviamente creare una partnership, quindi una collaborazione molto interessante, molto virtuosa con attori diciamo, di cultura molto diversa, con un obiettivo comune, e al di là di questo ha anche permesso di raccogliere dati, informazioni assolutamente nuove, utili a tutti, e di testare proprio in un tratto di autostrada in Bassa Tesina, con delle misure mirate, l'effetto di una riduzione della velocità sui mezzi leggeri. L'effetto è un effetto visibile, misurabile, pur senza fare, diciamo, miracoli.
per dire due numeri, introducendo per un periodo diciamo purtroppo breve, però un limite di velocità, è stato possibile ridurre la velocità di 15 km all'ora. Questa riduzione ha portato a un miglioramento, quindi a una riduzione dell'NO2, il biossido di azoto, di ben del 10%, che è tanto. Quindi il legame fra traffico, fra velocità e emissione di NO2 si conosceva, ma è stato adesso possibile testarlo in concreto. Partire da qui si stanno elaborando delle strategie, anche dei tool tecnici, quindi gli strumenti tecnici in collaborazione con l'autostrada del Brennero, da poter attivare in maniera mirata, non H24 in modo indiscriminato e cieco, ma quando ci sono le condizioni ottimali perché diciamo, intervenire sul traffico porti il maggior beneficio ambientale. Allora, quindi questa è una situazione tipica di inquinamento sulla quale già esiste una possibile strategia, diciamo, a buon prezzo, che non richiede grossi investimenti e neanche grossi sacrifici per portare un beneficio reale e misurabile. Un'altra situazione in cui il traffico impatta in maniera evidente sulla nostra vita quotidiana sono gli ambiti cittadini, quelli che abbiamo chiamato l'effetto canyon, cioè strade tipo Chia Bolzano, tipo Corso Libertà, via Druso, tratti di via Resia, via Roma, dei tratti di Corso Italia, via Rosmini, cioè tratti dove ci sono dei condomini lungo tutta la strada e la strada è molto trafficata. Ecco, questo tipo di geometria, questo tipo diciamo, di scenario fa sì che gli inquinanti, i prodotti di scarico, dei gas di scarico delle macchine, delle automobili, vengono emessi lì localmente, ma sono di fatto imprigionati in questa sorta di gabbia tridimensionale che impedisce la circolazione di fatto in tutte le dimensioni. Anche nella direzione verticale, di fatto, la circolazione è bloccata perché si creano due sistemi, diciamo, termodinamici diversi sotto e sopra i condomini. Per cui di fatto all'interno di questo volume, lungo la strada, si crea una situazione particolarmente critica, particolarmente concentrata. E lì non è che ci siano tantissime soluzioni, lì bisogna per forza intervenire cercando di guidare il traffico, di snellirlo, di ridurlo, di migliorare le emissioni. Quindi ci sono diverse strategie che possono essere messe in campo, una delle quali evidentemente è proprio quella anche di rendere il traffico più fluido. Una cosa importante da dire è che una delle cose più dannose, una delle cose che inquina di più è la situazione di stop and go, cioè situazioni in cui il traffico va a singhiozzo, va e si blocca, va e si blocca. Queste continue frenate e ripartenze in assoluto sono le situazioni che portano qualunque automezzo, leggero o pesante, a inquinare al massimo. Quindi queste andrebbero evitate. Bene, forse posso ricordare che sui slide qui sono preparate alcune informazioni, se la vogliamo accendere la presentazione. Sì, possiamo mostrare. Grazie alla regia. Dunque, una cosa che possiamo mostrare subito è come è strutturato un monitoraggio della qualità dell'aria. Naturalmente non stiamo parlando di cose che ci inventiamo, quello che sto dicendo parte da dati misurati, consolidati negli anni e che sono in continuo aggiornamento. Quindi come funziona? Tipicamente abbiamo delle stazioni di misura di rilevazione della qualità dell'aria che contengono strumentazione certificata, quindi che segue una serie di norme tecniche, e queste stazioni sono posizionate qui all'esempio di Bolzano in punti strategici perché devono rappresentare sia situazioni critiche di traffico che anche situazioni di fondo, perché così prevede la normativa europea, e in aggiunta abbiamo anche posizionato dei campionatori passivi che sono diciamo degli strumenti più a buon prezzo che consentono comunque di infittire la maglia delle misure della qualità dell'aria sul territorio di Bolzano. L'obiettivo in questo caso era proprio quello di andare ad approfondire meglio
o approfondire la nostra conoscenza su questo effetto canyon, cosa che altrimenti con stazioni fisse della qualità dell'aria, che sono molto più ingombranti, molto più costose, sarebbe stato impossibile fare. Quindi questa è un po', diciamo, la base a partire dalla quale si costruiscono le nostre conoscenze sulla qualità dell'aria e si sviluppano anche poi le strategie. Un'altra cosa, ecco, magari che si può mostrare, andiamo un pochettino. Poi parliamo di radiazioni, che è l'antenna che non prende, ne parliamo dopo di questo. Ok, ecco, qui questo qui, come dire, mostra un attimo l'andamento dell'NO2, quindi del biossido di azoto negli ultimi anni. In nero, a 40 microgrammi su metro cubo, c'è il limite, che è un limite sia nazionale che un limite europeo. Vedete, questa stazione, la stazione in rosso, la curva in rosso e la curva in verde, sono le due stazioni classiche della città di Bolzano, in Piazza Adriano e via Claudio Augusta, e vedete che oscillano come dire, fastidiosamente sopra e sotto il limite, a segnalare che c'è una situazione critica a Bolzano. Vedete anche che negli ultimissimi anni c'è una situazione di miglioramento che per il 2020 è giustificata e ampiamente motivata dall'avvenuto lockdown, che peraltro perdura anche sul 2021. Questo grafico vuole appunto, e poi vedete ancora in alto, quelle curve in alto, sono quelle che invece vengono dall'autostrada. Come vedete l'autostrada anche ha una carica di inquinamento atmosferico, qualità dell'aria cattiva, quindi un alto carico. E anche qui c'è un miglioramento nel 2020, un sensibile miglioramento legato però a un evidente crollo della mobilità e del traffico, per cui dovremo riaggiornare poi questi dati una volta che il traffico riprenderà a regime. Visto che è già annunciato il 2020, il 2020 è successo la prima volta una cosa che non abbiamo mai vissuto, è un'espressione, mi sa, del primo lockdown che si può misurare anche nella qualità dell'aria, o sbaglio? È così. Allora, qui sta andando avanti un po' da solo. Ok, qui eravamo prima, spero che si blocchi qui. Volevo mostrarvi, se mi permettete prima, posso chiedere alla regia se può comandare la regia direttamente il PowerPoint? Grazie. Allora, vorrei vedere la slide numero 5. Perfetto, ecco, questo era per far capire questo famoso effetto canyon. L'effetto canyon è proprio così, questo è un esempio di Corso Libertà, vedete, traffico e attorno una fila di condomini, quello che si crea è un microambiente e nessuno può dirmi che questo microambiente non tocca le persone, le tocca e come? Perché le persone aprono le finestre e respirano quell'aria lì. No? Quindi è assolutamente interessante questa situazione, va monitorata ed è una situazione che va presa in mano come qualunque altra criticità. Per quanto riguarda l'ultima cosa, avanti di una slide per cortesia, ecco, questo è quello che è successo con il lockdown del 2020. Vedete, le barre chiare sono quelle del 2019, abbiamo le stazioni di Bolzano, e verde chiaro le stazioni lungo l'autostrada. Vedete che abbiamo una situazione, in tutte le barre più chiare abbiamo valori alti, le barre scure sono l'equivalente stazione 2020, quindi chiara 2019, scura 2020. Vedete che ovunque il 2020 è stato molto molto migliore del 2019. Se andiamo ancora avanti di una slide per cortesia, ecco, vediamo lo stato attuale del 2021. Qui, spero che il grafico sia comprensibile, abbiamo la curva in grassetto blu che è l'andamento mese per mese degli anni 2017, 18, 19, quindi una situazione, come dire, media ante Covid. Dopodiché abbiamo in verde mese per mese il 2020 e vedete gennaio e febbraio erano in linea con gli anni precedenti, dopodiché sapete a marzo 2020 è partito il lockdown e quindi abbiamo avuto un crollo di tutte le attività.
come dire, l'area ne ha tratto un beneficio, avendo quindi valori per tutto l'anno più bassi che gli anni precedenti. Infine, sotto ancora vi ho aggiunto in grigio il dato attuale aggiornato a ieri dell'inquinamento mese per mese del 2021. Vedete, il 2021 a parte gennaio e febbraio segue molto bene il 2020. Come dire che anche se noi quest'anno abbiamo meno la percezione di un lockdown forte, massiccio, come avevamo l'anno scorso, ce l'abbiamo di meno la percezione, forse perché siamo un po' più abituati, però certamente la mobilità è ridotta e la qualità dell'aria quindi anche alla fine di quest'anno sarà sicuramente migliore degli anni precedenti e sarà probabilmente abbastanza in linea con il 2020. Quindi sarà, diciamo, abbastanza buona. La domanda naturalmente è: cosa succederà dopo? Dobbiamo a questo punto accettare che l'aria è migliorata oppure comunque affrontare la questione della mobilità? Vorrei notare solo una cosa, perché immagino, per evitare ogni malinteso, come Claudia Augusta, lì non è inteso la biblioteca dove ci troviamo, ma via Claudia Augusta, visto che non c'è scritto e che non ci siano dei malintesi nell'interpretazione. Sì. Sull'effetto Canyon, prima non ho fatto una domanda perché c'era un attimo questa interruzione per la presentazione. Esempio, Corso Libertà è una delle città, diciamo, grandi, a Bolzano, ci saranno quelli a Merano, ci saranno quelli anche a Bressanone e negli altri centri in Alto Adige. Però effetto Canyon ci si trova anche nelle valli, per esempio Val di Sarco, anche grazie dell'A22 o in altre valli dove per motivi diversi registrano un aumento di traffico o un traffico comunque intenso. Questa è un'ottima domanda e fortunatamente la risposta è no, nel senso che questo effetto Canyon ce l'abbiamo in maniera chiara e marcata su alcune strade a Bolzano, ce l'abbiamo in misura minore in poche strade a Merano, in qualche strada a Merano, in un paio di strade a Bressanone e poi un po' in via Kennedy a Laives. Per il resto questo effetto c'è, però il volume di traffico nelle altre città o paesi della provincia, il volume di traffico è talmente più piccolo che l'effetto Canyon comunque non porta a valori, diciamo, critici di NO2. Okay? Quindi l'effetto Canyon è critico, ce l'abbiamo solo nelle città maggiori. Per quanto riguarda invece la situazione nella Valle Isarco, la Valle Isarco in realtà come qualità dell'aria non è messa tanto male, nel senso che l'effetto dell'autostrada è mitigato, è ridotto dal fatto che quasi ovunque l'autostrada corre su dei viadotti, quindi corre abbastanza lontana dalle strade. Questa non è una teoria, un'ipotesi, ma questo l'abbiamo misurato in campagne di misura specifiche con strumentazione opportuna e quindi la qualità dell'aria in realtà in quel tratto dell'autostrada non è un grosso problema. Lo diventa, diciamo, da Bolzano in giù e un po' a Bressanone, dove anche a Bressanone l'autostrada passa vicino ad alcune case, però per il grosso della Val Isarco non lo è. La Val Isarco ovviamente risente sia dell'autostrada che del treno, adesso in misura minore, che della statale in termini di rumore, no? Però questo in realtà è un altro argomento che non tocchiamo oggi. Ho capito. Allora, se pensiamo al alto livello di emissioni dannose e danneggianti per la salute, in questi punti nodi, praticamente in queste strade con l'effetto Canyon, che passiamo anche tutti, non solo chi vive lì, ma li passiamo anche tutti. Come possiamo noi evitare tutti quanti, indipendentemente dove abitiamo, a avere queste situazioni, diciamo, critiche dell'aria per le emissioni causate dal traffico? Allora, intanto bisogna mettersi in testa che noi possiamo fare qualcosa, possiamo fare molto in realtà e la dimostrazione l'abbiamo già avuta da un lato con la riduzione della velocità lungo l'autostrada,
dove se ognuno di noi viaggia non a 130 ma a 100 o a 110 in maniera disciplinata, la qualità dell'aria migliora in maniera sensibile, quindi tutti gli abitanti della Bassa Tesina potranno godere di un'aria migliore, quelli che abitano lungo l'autostrada a Bolzano avranno un'aria migliore grazie al nostro comportamento. E dopodiché, in generale, per quanto riguarda la mobilità, è bene cominciare tutti a ragionare, a pensare agli spostamenti non in termini di una bella macchina lussuosa da usare più che posso, ma in termini di un servizio che magari non richiede neanche la proprietà di una macchina, ma è un servizio che può essere, come dire, acceso quando serve, con altre forme di offerte che possono essere i mezzi pubblici, possono essere dei car sharing, possono essere diverse altre forme. In generale, ovviamente, quindi i consigli banali sono usare i mezzi pubblici quando sono disponibili e da noi sono comodi, sono puntuali e sono efficienti. E usare la bicicletta quando si può, e qui devo dire i bolzanini e gli altoatesini sono già abbastanza disciplinati, grazie anche a una buona rete di ciclabili, ma si può fare ancora meglio. Andare a piedi, quindi cercare di non correre sempre, e il fatto che questo funzioni, dico purtroppo, ce lo ha dimostrato il Covid e il lockdown. Cioè il lockdown ha dimostrato che quando si usa poco la macchina, la qualità dell'aria migliora, ma in misura fortissima. E questo lo hanno apprezzato tutti, ovviamente ci si lamentava anche, però avere l'aria più pulita quando si poteva andare in giro solo a piedi era un bene prezioso che hanno apprezzato tutti. Cioè alcuni esempi abbiamo già vissuti non volontariamente, ma grazie alla pandemia che ci ha costretto di cambiare il nostro comportamento e di ridurre o cambiare almeno la nostra mobilità individuale. Paradossale, ma è così. Ok, mi piacerebbe molto di approfondire, ne ho 10 delle domande, però abbiamo altri aspetti e non meno interessanti, per quello torniamo al nostro pensiero dei luoghi. Eravamo adesso all'aria aperta, andiamo adesso dentro nelle case, l'aria negli interni. Quali luoghi sono quelli più importanti dove l'aria interna è importante per la nostra salute, di controllarla e di tenerla in osservazione? Sì, la prima cosa da dire è che paradossalmente ci si occupa molto di più dell'aria esterna che non dell'aria interna, ma in realtà noi passiamo il 90% del nostro tempo al chiuso. Per cui dovremmo in realtà pensare esattamente al contrario, cioè pensare all'aria che respiriamo qui dentro, oppure i nostri figli a scuola, oppure nel nostro ambiente di lavoro, piuttosto che l'aria che respiriamo quella mezz'ora che andiamo a farci una passeggiata. Sta di fatto che il tema della qualità dell'aria indoor, quindi all'interno, è un tema estremamente attuale e che viene affrontato con sempre maggiore anche impegno e interesse, giustamente. Un po' perché diciamo, la presenza del Covid ha sensibilizzato su questo argomento, un po' anche perché in generale la strategia, la giusta nuova strategia edilizia che porta a avere degli edifici sempre più sigillati per risparmiare energia, porta però anche a concentrare di più gli inquinanti nelle case, visto che il ricambio d'aria è più basso. Quindi ci sono vari motivi per cui ha senso affrontare questa qualità dell'aria indoor. Da questo punto di vista si possono individuare ambienti diversi, per esempio la casa, dove ognuno di noi può scegliere cosa fare, come comportarsi, che prodotti utilizzare. E poi ci sono per esempio le scuole, che hanno delle criticità tipiche, chiare, sulle quali magari è bene soffermarsi e dare qualche indicazione chiara e precisa. Cioè dividiamo i luoghi pubblici all'interno e i luoghi privati all'interno. Iniziamo con le scuole, visto che siamo interessati che i bambini e i figli crescano anche lavorando in scuola, imparando in luoghi diciamo sicuri con una qualità d'aria favorevole a loro e alla loro salute.
Diciamo, un'aula scolastica ha una serie di caratteristiche molto particolari. La prima fra tutte, evidentemente, è che è un ambiente relativamente piccolo, pieno di persone. E le persone respirano, si muovono, vivono all'interno di questo ambiente e facendolo, allora, respirando, producono tanta CO2. L'aria, diciamo, che noi inspiriamo contiene pochissima CO2 e tanto ossigeno. L'ossigeno viene bruciato, reagisce e quello che produciamo noi espirando è anidride carbonica. L'anidride carbonica è giusto che sia così perché vuol dire che siamo vivi e che respiriamo, però se supera certe concentrazioni comincia a essere un po' un problema, non è mortale ma provoca affaticamenti, diminuisce la capacità di apprendimento dei ragazzi. E la cosa interessante è che in condizioni tipiche di un'aula normale, situazioni medie, nell'arco di un quarto d'ora già si hanno concentrazioni di CO2 che non dovrebbero esserci. Questo vuol dire che è necessario al giorno d'oggi che nelle aule, nelle scuole si intervenga in maniera chiara, consapevole, voluta per aumentare il ricambio d'aria nelle classi. Questo oggigiorno è legato non solo alla CO2 come inquinante ormai noto da più di un secolo, ma è legato anche al fatto che la CO2 è un indicatore di tutta una serie di parametri legati alla presenza delle persone, che è per esempio gli odori, i cattivi odori magari che le persone emettono, la parte biologica delle persone. Una persona che ha raffreddore porterà il contributo del raffreddore, una persona che ha un po' di influenza porterà una carica virale di influenza, una persona che è positiva porterà la carica virale positiva. Per contrastare tutto questo cocktail a questo punto di prodotti che noi stessi generiamo e portiamo in quell'ambiente, la soluzione principe è ricambiare l'aria. E questo va fatto in maniera forte e, ripeto, sistematica e consapevole. Lo si può fare manualmente aprendo le finestre, lo si può fare utilizzando dei sistemi di ricambio d'aria se ci sono. Devo dire che nelle scuole nostre è raro che ci siano, però le finestre vanno aperte. Non so, Aiuta, se preferisci parliamo un attimino già ancora su questo argomento qui, approfondiamo questo tema? Volentieri. Anche su quello che si può fare e dire anche agli insegnanti o alle scuole stesse, sì, e anche ai genitori a richiedere per i loro figli cosa in classe, a scuola si potrebbe fare per migliorare anche. Non parliamo di Covid, parliamo solo di una qualità di aria costruttiva e buona. Certo. Pregherei la regia di mandarmi la slide numero 8 del PowerPoint, grazie. Quindi, qui si vede, ecco, la numero 8, quella prima. Perfetto, grazie. Ecco, vedete sulla destra abbiamo un apparecchio che indica quei 1162. Ecco, questa è la concentrazione di CO2 che si misura in una certa aula. Diciamo il limite con cui confrontarsi sarebbe 1000. Allora, quello che abbiamo fatto qui in tantissime scuole con un'iniziativa che è partita ormai anni fa è proprio quella di portare consapevolezza nelle aule, ante-Covid, prima del Covid, consapevolezza sulla importanza di ricambiare l'aria. E l'abbiamo fatto regalando o imprestando alle scuole dei sistemi a semaforo che finché è verde l'aria è pulita, nel momento in cui diventano rossi l'insegnante o i ragazzi capiscono che è ora di aprire le finestre e di conseguenza vedranno la concentrazione di CO2, quei 1162, calare. Questa è stata un'iniziativa, la prossima slide, grazie. Questa è stata un'iniziativa che abbiamo portato in giro in tantissime scuole e classi della provincia e alla fine abbiamo, diciamo, elaborato delle strategie di ventilazione, niente di estremamente originale, ma abbiamo preferito ribadirle. Cioè, allora, ogni quarto d'ora, 20 minuti, ma non di più, è importante arieggiare. Può essere fastidioso, può essere, non tutti lo fanno volentieri, ma porta un grosso beneficio. E arieggiare significa
spalancare, creare una corrente d'aria. Se uno riesce a farlo è sufficiente farlo per pochissimi minuti, in particolare d'inverno, dove ovviamente la gente non apre le finestre volentieri, in particolare d'inverno aprirle per pochi minuti, spalancarle, porta un beneficio immediato perché c'è un ricambio d'aria molto efficace d'inverno. Aggiungo, facendo così uno ha la percezione del freddo, ma appena si chiude la finestra, in pochissimi minuti la temperatura torna a quella di prima. Perché? Perché facendo così si è ricambiata l'aria, ma le pareti sono rimaste calde e quindi si ritorna subito in una situazione termica gradevole. Cosa che non succede viceversa se uno fa la strategia in basso, cioè di aprire le finestre a ribalta, no? Piegate, inclinate, perché questo viceversa non porta un grosso ricambio d'aria e invece raffredda l'aria, ma soprattutto le pareti circostanti. Lo so che questo va molto di moda, è comodo da fare perché magari uno se ne va di casa e lascia aperto, oppure anche nelle scuole. In realtà non è molto efficace, non lo è né dal punto di vista del ricambio d'aria né dal punto di vista energetico, per cui se si vuole fare qualcosa di utile va scelta la strategia in alto. In alternativa, se non si può fare corrente, almeno spalancare completamente una o due finestre della stessa aula. Questo nelle scuole è davvero importantissimo, ma è tanto importante che tutte le autorità che adesso si trovano, sanitarie, che ora si trovano a gestire il problema Covid, nelle scuole hanno detto chiaro e tondo: nelle scuole utilizzate le 3 strategie classiche, cioè igiene, distanziamento e mascherine, e aggiungete il ricambio d'aria, non sostituendole, quindi le 3 standard più ricambio d'aria, e su questo sono d'accordo tutti gli istituti scientifici seri del mondo. Quindi su questo è bene essere attenti e essere attivi. Ok. Qui faccio una domanda perché aveva prima detto qualcosa che è anche fastidioso durante la lezione, che ricordarsi, alzarsi o far alzare anche uno scolaro per aprire la finestra. Cosa sono i disturbi e ci sono sempre anche delle soluzioni contro questi disturbi, queste cose fastidiose? Sarà per esempio anche il freddo che entra adesso durante l'inverno e che c'è chi prende freddo, si potrebbe aumentare il riscaldamento per esempio, o mi dica lei. Allora, i nostri giri nelle varie scuole dell'Alto Adige hanno evidenziato un approccio culturale molto diverso nelle valli rispetto alla città per quanto riguarda il ricambio d'aria. Per essere più espliciti, e non è demagogia, cioè è la realtà, e nelle valli non hanno tanti problemi a aprire le finestre. In città c'è un po' più di opposizione al farlo per questioni, non so, culturali, di abitudine, per cui bisognerebbe, adesso non vorrei generalizzare, ma spesso avviene così, no? Un po' per come i bambini crescono, un po' forse perché stanno di più all'aria aperta, un po' perché un po' di corrente non gli dà fastidio, però questa insomma è la realtà, per cui bisognerebbe chiedere. Ecco, una cosa da dire per quanto riguarda le città è che magari a volte le persone, gli insegnanti non aprono le finestre perché dicono ma in città entra aria sporca. In realtà sono davvero pochissime le scuole che stanno lungo strade molto trafficate. Se uno pensa alle varie scuole di Bolzano, ma in giro per la provincia, troverà che sono davvero pochissime le scuole dove se apri la finestra entra aria sporca. Per cui quella è una scusa che non sta in piedi. Quindi io dico, anche a Bolzano è giusto farlo, molti lo fanno, bisogna trovare un modo per convincersi, magari i ragazzi mettono un attimo la giacca, magari i ragazzi escono 2 minuti, insomma si possono trovare delle soluzioni, ma direi di non cercare delle scuse, direi di cercare delle soluzioni. Bene, cioè non far cambiare emissioni tra emissioni, quelli dall'interno che escono e quelli da fuori che entrano, perché le scuole sono semmai anche
abbastanza lontani da queste strade che hanno l'effetto canyon. Sì, diciamo che il timore che aprendo le finestre entri aria sporca è un timore che è ingiustificato praticamente sempre. Perfetto, cioè l'aria fuori è sempre più pulita dell'aria dentro. Perfetto, così è detto chiaro. Ecco. Abbiamo altri luoghi pubblici, siamo oggi noi in questa conferenza, andiamo al cinema, andiamo al teatro, abbiamo tanti luoghi pubblici dove entriamo e andiamo all'interno. In generale si può dire una cosa per le diverse situazioni? Diciamo che per quanto riguarda la CO2, quindi il biossido di carbonio, l'anidride carbonica, le situazioni più critiche sono proprio quelle in cui tanta gente sta in uno spazio ristretto. Questo potrebbe anche succedere in un ristorante, per esempio. Di solito nei cinema o nelle sale teatrali ci sono dei sistemi di ricambio d'aria che quindi fanno circolare e ricambiano l'aria. Questo spesso lo si vede anche, lo si nota. Per cui in sale di questo tipo di solito non si hanno situazioni critiche. In qualche ristorante può succedere questo. Negli uffici con 1 o 2 persone è difficile che si raggiungano concentrazioni critiche. In uffici magari più frequenti con tante persone e senza un sistema di ventilazione o di ricambio d'aria, lì le situazioni potrebbero diventare critiche, ma non come nelle scuole. Cioè le scuole, per quanto riguarda la CO2 e tutti, diciamo, queste parti anche biologiche che la CO2 porta con sé e di cui la CO2 è un indicatore, questo tipicamente trova la sua massima espressione nelle scuole. Okay. Anche per esempio in casa, ecco, se vogliamo poi fare il salto verso i nostri ambienti domestici, in un ambiente domestico uno potrebbe pensare per esempio in una camera da letto in cui si sta in 2, con porta chiusa, finestra chiusa, ecco, la mattina ci potrebbero essere concentrazioni di CO2 abbastanza alte, non come in una classe ma abbastanza alte. Per cui, ecco, se uno vuole dare un suggerimento anche in casa, magari o tenere magari la porta aperta o magari la finestra un po' socchiusa. Ok, l'ha anticipato, lasciamo i luoghi pubblici e andiamo a quel luogo dove tutti quanti, soprattutto adesso, ci troviamo più che da un'altra parte, cioè a casa, nella casa privata, casa propria. Un esempio ha fatto sulla stanza da letto dove durante la notte produciamo abbastanza emissioni noi stessi per peggiorare la qualità dell'aria. Altre situazioni, se parliamo di emissioni all'interno delle nostre case, sono quali? Allora, io dico in generale, anche nella propria casa vale la regola di ricambiare l'aria la mattina, magari si esce di casa, per cui appena alzati aprire un po' e far circolare l'aria, e magari in alcuni casi anche la sera quando si rientra. Può essere una buona regola in generale, qualunque tipo di prodotti uno utilizzi, in qualunque ambito lui viva. Dopodiché naturalmente c'è da ragionare sui vari prodotti che uno utilizza. Adesso per fortuna ci sono delle leggi europee che impongono l'etichettatura, cioè impongono di scrivere su tutti i prodotti che hanno una qualche componente di rischio, scrive esattamente come sono composti e come vanno gestiti, cioè come li devo usare, se devo stare attento a qualcosa o non stare attento a qualcosa. È certo che tutta la parte, adesso mi dispiace un po', però tutta la parte, diciamo, dei cosmetici o dei prodotti anche per le unghie che contengono solventi e che anche si sentono già perché hanno un cattivo odore, queste non sono in generale sostanze sanissime, per cui se uno per esempio si mette lo smalto, allora magari farlo in un ambiente che sia un po' arieggiato, magari farlo sul balcone, oppure se lo fa in una stanza chiusa poi arieggiare. Quindi può usare i cosmetici, però farlo senza, come dire, inquinare un ambiente in maniera anche sciocca, non serve, lo puoi usare, ma usali bene. Quindi ripeto, tutti i prodotti adesso hanno delle caratteristiche scritte con delle si chiamano frasi di sicurezza che proprio ti guidano cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Un altro ambiente tipico dove si possono avere situazioni di inquinamento un po' spinte sono le cucine.
no? Quindi le cucine dove magari quelle dove si usa ancora la fiamma viva sono cucine dove magari si raggiungono temperature alte e si producono anche una serie di prodotti della combustione anche abbastanza, come dire, in quantità elevata. Anche lì è importante o avere una cappa per raccogliere l'aria e portarla fuori, o comunque cercare un po' di arieggiare. Se guardo nel salotto vedo mobili, vedo tappeti, vedo sedie, vedo stoffe, vedo legno, vedo plastiche. Certo, tutti questi sono anche prodotti che qui, diciamo, il buon senso è abbastanza quello, diciamo, di sempre, però con l'aggravante che le case di adesso bisogna calcolare che sono molto più chiuse delle case di una volta, cioè i vetri di 30 anni fa facevano passare tanta aria e i vetri, le finestre nuove ne fanno passare poca, per cui in effetti lo stesso mobile che magari 30 anni fa emetteva un po' di formaldeide però si diluiva, adesso potrebbe invece concentrarsi di più. Quello che c'è da dire è che il nostro naso fortunatamente è un ottimo segnalatore degli odori, perché è molto molto sensibile a quasi tutti gli odori, anche perché altrimenti la razza umana non sarebbe arrivata nel 2020, saremmo già estinti prima. Quindi ascoltiamo il nostro naso perché è sicuramente un buon indicatore. Comunque qui se lo riassumo non dobbiamo neanche più di tanto starne attenti se ci piace un mobile, se ci piace un tappeto, di comprarlo per casa nostra, perché se mai non ci piace perché ha già un odore che non è simpatico, e se mi piace con gli occhi o visibilmente e non mi disturba il naso, non devo più di tanto preoccuparmi, o l'ho detto troppo nettamente così? Tutto sommato, se uno, come dire, l'olfatto aiuta, dico di più, i mobili al giorno d'oggi possono essere messi in commercio solo se già rispettano certe caratteristiche già in produzione, perché ci sono delle leggi che garantiscono il consumatore già in origine. Non possono essere messi in commercio mobili, per esempio, che contengano o emettano troppa formaldeide. Già esistono leggi che devono tutelare il consumatore su questo. Per quanto riguarda tappeti o altri, diciamo, oggetti che potrebbero portare polvere, certo la polvere va gestita. Teniamo presente che se si guarda un po' in letteratura si scopre effettivamente che i maggiori produttori di polvere in un ambiente di vita quotidiano siamo noi, con diciamo, le cellule morte che perdiamo e che pian piano si vanno a concentrare e formano anche degli aggregati di polvere, che sembra incredibile, ma la letteratura su questo converge. Quindi i maggiori produttori di polvere siamo noi, e non è polvere pericolosa, cioè magari è fastidiosa, ma non è immediatamente pericolosa. Certo, la si toglie per evitare magari problemi di allergie o di sporcizia. E polveri fini, se non pulisco regolarmente la mia casa, non devo temere che mi autoproduco a casa mia. Polveri fini, dal punto di vista, diciamo, delle polveri fini, il PM10 di cui parlavamo prima, poco, perché quei PM10 o i PM2,5 nascono tipicamente non da attività umane, come dire, meccaniche, ma nascono da processi di combustione ad alta energia. E i processi umani generano polveri grosse che non riescono ad andare in profondità nei nostri polmoni. Quelle polveri fini vengono generate solo da fenomeni di combustione spinta. Quindi cioè, le nostre azioni umane non riescono a produrre meccanicamente quelle cose. Però questa è una domanda un po' fatta così, avete potuto fare una volta uno studio, una ricerca all'interno delle case private? Beh, abbiamo fatto diverse misure, quindi quello che dico nasce anche da misure fatte da noi.
È chiaro che negli ultimi direi 10 anni ci siamo concentrati tanto soprattutto sulle scuole, anche perché la normativa sia sugli ambienti di lavoro che sulle scuole ha richiesto una presenza anche nostra, soprattutto lì. L'ambiente privato è di per sé un po' meno critico in generale. Quindi questa è un po' stata l'evoluzione del nostro lavoro. Sì. Così un luogo è anche da un altro punto di vista abbastanza sicuro per l'aria e qualità di aria. Lasciamo le emissioni, andiamo alle radiazioni e io faccio la mia domanda più favorita sulle radiazioni, solo per capire tutto il resto, per chi non è fisico, chimico, cosa sempre sia. Cosa fanno le radiazioni nell'aria? Beh, allora, se si parla di radiazioni, al giorno d'oggi diciamo, si intendono direi due cose sostanzialmente. Da un lato tutto quello che è la radioattività, cioè sono radiazioni ionizzanti, radiazioni ad altissima energia, pericolose. L'esempio tipico sono tutte le radiazioni che sono nate dopo l'incidente alla centrale di Chernobyl. Queste radiazioni producono particelle o fotoni, quindi o radiazioni di altissima energia che possono fare dei danni al tessuto umano. Un esempio per tutti al giorno d'oggi è il radon. Il radon è un gas radioattivo e naturale che possiamo avere nelle nostre case e possiamo avere anche nelle scuole, in qualunque ambiente di vita, ed è in qualche maniera il collegamento fra la qualità dell'aria e le radiazioni, perché è un gas che può inquinare l'aria ma che diventa dannoso perché produce radiazioni. Quindi da un lato c'è tutta la parte delle radiazioni appunto ad altissima energia, quelle che si chiamano ionizzanti, perché riescono a modificare gli atomi e le cellule, e poi c'è tutto il mondo delle radiazioni di cui in realtà si parla di più al giorno d'oggi, sono le radiazioni non ionizzanti, cioè sono quelle radiazioni che nascono da tantissimi prodotti tecnologici che ormai sono in uso sempre maggiore negli ultimi anni e che hanno indubbiamente provocato un aumento del carico elettromagnetico in cui viviamo quotidianamente. Quindi giustamente c'è un'attenzione molto forte su questo, un'attenzione che ripeto è motivata dal fatto che la tecnologia non si è fermata un istante, diciamo da quando quella delle telecomunicazioni per esempio, ma non solo, si è sviluppata così velocemente e ha occupato tutti i nostri ambienti in modo tale che le persone giustamente si pongono delle domande. Quello che io credo e temo è che spesso le persone acquistino volentieri dei prodotti tecnologici, però spesso non si rendono conto, o di come funzionano o di come bisognerebbe utilizzarli. Questa cosa un po' manca, credo. Okay. Andiamo in dettaglio più tardi, però condividiamo adesso forse le radiazioni che ci troviamo nei luoghi aperti e nei luoghi chiusi. Iniziamo con i luoghi aperti. Cosa è da dire sulle radiazioni se andiamo lungo le strade e siamo all'aperto e con che cosa siamo confrontati? Beh, allora io direi, forse riusciamo a vedere una slide, direi la numero 13 per cortesia, la regia. Allora, questa slide riporta una mappa dell'Alto Adige sulla quale si vedono tutti gli impianti trasmittenti, quindi, no, indietro, grazie, la 13. Ok. Gli impianti trasmittenti, cioè la cosa che è in maggiore evoluzione, un vero e proprio boom tecnologico è il settore delle telecomunicazioni. Cioè lo vediamo quotidianamente, noi stessi ormai viviamo tante ore al giorno con i cellulari, con internet, con i tablet eccetera. Le telecomunicazioni hanno avuto uno sviluppo esplosivo, ce l'hanno avuto a partire dalla radio con Marconi, poi con la televisione bianco e nero, poi la televisione a colori, televisione digitale più recentemente, e però chi è davvero stato esplosivo è stata la telefonia cellulare, che fino agli anni 90 non esisteva in pratica e poi ha avuto un boom a partire dagli anni 90 fino al 2000-2005, andando a occupare con delle infrastrutture tipo quelle che vedete qua nella foto, andare a occupare in maniera capillare tutto il nostro territorio.
E vedete, qui abbiamo una cartina dell'Alto Adige con tutti gli impianti ricetrasmittenti che si trovano nella provincia di Bolzano. Se andiamo alla slide successiva, abbiamo fatto uno zoom su Bolzano e vedete tutti quei pallini blu che stanno su Bolzano sono tutti degli impianti per i telefoni cellulari, perché funzionano i telefoni cellulari, quindi sono queste famose stazioni radiobase senza le quali i cellulari non funzionerebbero. Solo per essere sicura, questi sono sempre antenne per i nostri cellulari mobili. Esatto, queste sono antenne tipo quelle della fotografia precedente e si chiamano appunto stazioni radiobase e sono quelle che consentono alla telefonia cellulare di funzionare. Perché si chiama telefonia cellulare? Perché tutte queste antenne blu devono coprire tutto il territorio come delle celle e quindi solo in questo modo l'utente finale ha la possibilità di muoversi avendo sempre copertura, proprio perché queste antenne sono dislocate e coprono tutto il territorio. E ecco, questa copertura del territorio è stata in realtà già ottenuta all'inizio degli anni 2000, dopodiché da lì in poi c'è stato un affinamento, un potenziamento di tutte le reti e questo è andato di pari passo con il sempre crescente utilizzo che, voglio dire, ognuno di noi ha avuto o è stato indotto ad avere di queste tecnologie, passando da tutte le tecnologie cellulari di cui magari abbiamo memoria, il GSM, la seconda generazione, il 3G, UMTS, la terza generazione, l'LTE, la quarta generazione e quello che sta arrivando adesso, il 5G, la quinta generazione. Tutto questo sviluppo tecnologico direi che in massima parte è avvenuto su infrastrutture che già a metà del 2000-2005 erano a coprire il territorio e da lì in poi sono state potenziate. Quindi questo direi che per quanto riguarda la parte esterna, quindi i campi elettromagnetici provenienti dall'esterno, è la componente principale. Ribadisco, negli ultimi 20 anni c'è stata una crescita costante del carico elettromagnetico a cui ognuno di noi è esposto. Questo fortunatamente è avvenuto in presenza di una legge. Cioè l'Italia, così come il resto d'Europa, si è data dei limiti e ha applicato e li ha applicati in maniera tale che questo sviluppo avesse comunque un contesto legale entro cui potersi muovere. Questo sviluppo adesso non è certamente finito. Non è certamente finito, è uno sviluppo che da un lato consente delle soluzioni tecnologiche all'avanguardia, ha portato sviluppo, ha portato progresso, ha portato dei vantaggi anche nel modo di lavorare, nell'informazione. Dall'altro certamente ci ha esposto tutti a un contesto nuovo per gli uomini. Credo che in nessun altro settore ambientale ci sia stata una crescita così forte dell'impatto elettromagnetico dovuto alle tecnologie. Però devo ancora capire meglio un dettaglio. Abbiamo il procedimento e cambiamo tra 3G, 2G, 3G, 4G, adesso su 5G. Ogni di questi passi necessita una nuova antenna o le antenne vengono potenziate? Ok, questo è giusto chiarirlo questo. Chiederei la numero 15 per cortesia, che è quella dopo, se non sbaglio. Ecco, questo è un grafico interessante perché mostra come negli ultimi anni, ed è la previsione dei prossimi anni, quanto è lo scambio, il traffico dati che l'umanità gestisce, per cui c'è un'esplosione di richiesta di scambio dati e quindi questo necessita un potenziamento dell'infrastruttura. L'infrastruttura è in parte un'infrastruttura fissa, dall'altro l'infrastruttura radio, quella che emette radiazioni. Quindi la tecnologia funziona solo se l'utente che ha una maggiore domanda di tecnologia, dall'altra ha un'infrastruttura che è in grado di soddisfare quella domanda. Cioè sono due cose che vanno in parallelo. Okay. E, quindi per rispondere alla domanda,
e lo sviluppo da 2G a 3G a 4G a 5G è avvenuto in diverse forme, ma sostanzialmente rimanendo quasi sempre sugli stessi tralicci, sugli stessi pali, potenziando, quindi dando più potenza alle antenne, in alcuni casi cambiandole, però ecco, in forme tecnologiche diverse, ma tutte queste all'interno di un contesto normativo di legge definito. Okay? Quindi questo consente di mantenere tutto questo sviluppo controllato, sia dal punto di vista dei progetti, sia dal punto di vista poi del campo effettivamente presente in ambiente. Cioè dobbiamo pensare che in qualunque punto noi viviamo, io posso prendere un apparecchio, facciamo finta che sia questo, posso prendere un apparecchio e misurare quanto campo elettromagnetico io ho qui, quanto ce n'è qui, quanto ce n'è qui, quanto ce n'è qui. In tutti i punti dello spazio si può misurare questo campo elettromagnetico e devono essere rispettati i limiti previsti dalla legge, pur con le nuove tecnologie. E guardando, senza che dobbiamo vedere lo slide un'altra volta, questa mappa con esempio Bolzano e intorni, oltre queste antenne per i cellulari, per la telefonia, ci sono anche altre antenne per altri usi, per esempio TV, radio, quelle vanno anche, sono ancora quelli che non abbiamo visto su questa mappa. Allora, su questa mappa ci sono anche quelle. Bisogna distinguere, quando si parla di radio TV, allora non stiamo parlando delle antenne che abbiamo sulle nostre case. Le antenne che abbiamo sulle nostre case, sia le antenne classiche che le antenne paraboliche, sono antenne che non emettono campi elettromagnetici, sono antenne che devono solo ricevere, sono passive, ricevono il segnale e lo mandano alla televisione. Per cui delle antenne televisive che abbiamo sulle nostre case non dobbiamo preoccuparci. Quelle antenne sulle nostre case ricevono un segnale dalle antenne che si trovano sul Monte Rosso, si trovano sul Penega, si trovano a Predonico, si trovano sulla Paganella, si trovano a Kronplatz, sulla Plose, sono di solito anche dalle parti di Granik, a Colonia, sopra Bolzano, sono antenne che si trovano di solito fuori dalle città, proprio perché la tecnologia radio-televisiva non richiede una presenza capillare come invece la richiede la tecnologia cellulare. Quindi le antenne radiotelevisive sono anche presenti sul territorio, ma in maniera distribuita in modo molto diverso dalle antenne cellulari, perché le antenne cellulari hanno un funzionamento e obiettivi diversi. E per la nostra salute, per che cosa dobbiamo preoccuparci di queste radiazioni dalle antenne per i cellulari? Ovviamente tutto questo sviluppo tecnologico ha portato, come dicevo prima, un aumento continuo dei campi elettromagnetici, ha portato a una presenza nella nostra vita quotidiana dei cellulari costante, per cui la domanda da porsi è come noi ci confrontiamo con questa tecnologia, la sappiamo utilizzare al meglio, ne conosciamo i vantaggi ma anche gli svantaggi, i limiti. Su questo mi piacerebbe se riuscissimo a mostrare, chiedo alla regia, un filmato su YouTube, quello che è il numero 18, grazie. Perché a questa domanda vediamo come rispondono altre persone. Vediamo un attimo la numero 19 per cortesia. E adesso per ultima, quella che mi fa troppo divertire, la numero 16.
Whether you're building Ok. Grazie. Beh, intanto vorrei ringraziare gli studenti della Hofschneider, del Liceo Pascoli e della TFO Durst di Bressanone per aver contribuito negli anni passati con questi video, per noi devo dire molto interessanti, perché ci hanno fatto capire come gli utenti vedono questa tecnologia, quindi percepiscono, se li fai riflettere, percepiscono cosa è bene e cosa non è bene. Quindi io vorrei ancora mostrarvi, scusatemi, una cosa, che è il video numero 04, quello viola 04. Di dipendenza dai cellulari, dagli smartphone, da tutte le applicazioni che sono legate ai cellulari, alle notifiche, alla presenza continua, al richiamo continuo, al premio continuo che ti danno per legarti, per motivarti a continuare ad utilizzarlo, alla incapacità con cui ti programmano, l'incapacità a concentrarsi, all'isolamento sociale che ti danno. Quindi quando si parla di rischi, a me devo dire vengono in mente molto queste situazioni. Mi viene anche in mente lo 02 per cortesia, sempre viola, lo 02. Ecco, vabbè, era giusto così, una pillola di saggezza. Quindi se mi si chiede i rischi dei cellulari, io naturalmente penso alle radiazioni perché è il mio lavoro, però non riescono a guardare fuori dalla finestra e vedere quali sono i pericoli veri, reali, quotidiani, che creano morti, che creano dipendenze, che modificano la qualità della nostra vita, non sempre in meglio, anche in peggio. Quindi su questo c'è, secondo me, una mostruosa necessità di consapevolezza, cioè di rendersi conto di come stiamo cambiando e essere in grado, abbastanza autonomi, da capire se questo ci piace o no. Cioè il primo passo è essere consapevoli e poi decidere se questi cambiamenti li vogliamo oppure se vogliamo cambiare in maniera un po' diversa, no? Quindi, posso provare di dirlo un po' connettendolo con quello che abbiamo detto prima sulle radiazioni. Cioè, più usiamo noi le nuove tecnologie, soprattutto i cellulari, più di antenne ne abbiamo bisogno, più radiazioni produciamo e nel frattempo cambiamo, come hanno dimostrato i diversi video adesso, il nostro comportamento, diventiamo asociali, diventiamo ciechi, diventiamo anche in qualche maniera maniaci con questo apparecchio che con questi disturbi nei comportamenti ci portiamo dietro un aumento delle radiazioni su un livello che poi bisogna discutere davvero in quanto disturbano la nostra salute o sono un pericolo, o possiamo già dire oggi che le radiazioni di questa rete di antenne per cellulari ci fa un problema di salute? Qui su questo argomento il dibattito è un dibattito che va avanti da tantissimi anni, cioè da almeno 20 anni. Mi ricordo che i primi libri che raccoglievano gli studi sugli effetti delle radiazioni erano degli anni 90, e per cui il tema è molto studiato.
a tutti i livelli, devo dire purtroppo, a livelli molto seri, a volte livelli meno seri, quindi bisogna cercare di avere un approccio scientifico. Quello che, non essendo io un medico e quindi non volendo dire cose che non mi competono, quello che posso dire è che l'Italia fortunatamente nel 2003, quando si sono definiti i limiti, che sono ancora in vigore, fortunatamente ha fatto una scelta molto più sicura, molto più conservativa degli altri stati europei. In quel momento, diciamo, la tecnologia allora non era ancora così sviluppata, quindi si poteva abbassare i limiti e la situazione politica allora ha consentito di farlo. Quindi noi in realtà viviamo in uno stato che ha dei limiti più bassi che il resto d'Europa, che quasi tutto il resto d'Europa, e questo non può che far piacere naturalmente. Bene, più sono bassi meglio è. E aggiungo poi che le tecnologie nuove, in realtà, così come per esempio gli Euro 4, 5, 6 per le macchine, hanno delle caratteristiche di emissione migliori di quelle precedenti, cioè a parità di emissioni trasmettono più dati, più informazione, per cui ottimizzano un po' la radiazione. E questo tipo di evoluzione sarebbe di per sé positivo se non fosse bilanciato dal fatto che le persone usano molto di più i cellulari. No, sarebbe come se dicessimo prendiamo tutti gli Euro 6 delle macchine, ok, però vendiamo il doppio delle macchine. Allora il problema non si risolve. Quindi bisogna trovare un bilanciamento fra queste cose. Io ritengo che il bilanciamento debba avvenire tramite una scelta consapevole delle tecnologie e del loro utilizzo. È quello che dicevo prima. Cioè non si può semplicemente accettare lo sviluppo tecnologico in modo acritico subendolo. Bisogna riuscire a guidarlo, ma non solo i giovani. Non solo i giovani, perché i giovani dopo un paio d'anni si stufano. Sono gli adulti anche che sono un problema. Ho capito. Allora, se riassumiamo sulle radiazioni, dividendo tra spazi aperti e spazi all'interno, all'interno ne abbiamo visto dai video alcune situazioni, ci sono altre fonti di radiazioni, in poche parole descritto per finire pian piano anche la conferenza. Sì. Sì, grazie della domanda, questo è molto interessante. Diciamo, nelle nostre case, così come anche all'esterno, ci sono sviluppi tecnologici continui, per cui anche le nostre case contengono sempre più apparecchi miracolosi, di cui però non sappiamo il funzionamento. Sono apparecchi che vanno dal forno a microonde ai cordless, alle piastre a induzione per cuocere, alle sveglie, ai modem, alle reti wifi. Tutti questi apparecchi generano campi elettromagnetici. Io adesso proverei un attimino a concentrarmi su quelli dove diciamo conviene avere qualche attenzione. Per esempio, cominciamo dai forni a microonde. Il forno a microonde di per sé al suo interno utilizza radiazioni che possono essere pericolose per l'uomo. Però una volta che il forno a microonde viene chiuso, le radiazioni rimangono all'interno di questa gabbia di Faraday che è il forno a microonde stesso. Ma bisogna stare un po' attenti, per esempio, che le guarnizioni che stanno sulla porta della chiusura siano abbastanza pulite, siano fresche. Viceversa, se il forno è vecchissimo, le guarnizioni sono mangiate, sono sporche, il forno non sarà più a tenuta, scatta lo stesso, ma non sarà a tenuta. Non essere a tenuta vuol dire che un po' di radiazione esce. Inoltre, la parte anteriore, quella dove c'è il vetro, comunque scherma di meno che tutta la parte attorno. Quindi sarebbe da evitare che, per esempio, un bambino incuriosito dal piatto che gira e che magari comincia un po' a cuocersi, si mettesse con gli occhi davanti al forno a microonde acceso per mezz'ora. Cioè, io non lo farei neanche per un minuto, se potessi scegliere, no? Perché? Perché comunque è schermato, ma se vado a 5 centimetri un po' di campo me lo becco. E me lo becco sugli occhi. Gli occhi sono un organo critico perché la circolazione del sangue è molto bassa, quindi il sangue è utile che scorra perché porta via un eccesso di calore. Sugli occhi c'è poco sangue, per cui le radiazioni possono scaldare l'occhio in maniera non controllata, non bilanciata dall'effetto termoregolatore del sangue, e quindi questa cosa va evitata.
Quindi su questo darei un po' una particolare attenzione. Poi per quanto riguarda le piastre a induzione che si usano tanto al giorno d'oggi, no? Molti abbandonano il gas o il metano per andare o verso il riscaldamento a resistenza elettrico oppure quello a induzione magnetico. Perché? Perché sono più efficienti, perché utilizzano meglio l'energia, il calore e lo indirizzano solo dove serve. Questo è una scelta che è positiva, non è una scelta negativa. Tenete presente che allora, avendo una piastra a induzione, le piastre a induzione funzionano generando campi elettromagnetici e quindi anche in quei casi io, potendo scegliere se stare attaccato alla mia piastra di induzione mentre è accesa o se posso stare un po' lontano, scelgo di stare un po' lontano. Se posso scegliere se accendere la piastra più lontana da me o quella più vicina, quella più esterna, se posso scegliere accendo quella più interna, quella più verso il muro. Okay? Quindi cercare di giocare un po' sull'aspetto distanza. In questo caso già 10, 15, 20 centimetri di distanza in più fanno la differenza. Questo senza voler dire che facciano male o che siano pericolosi, però sono comportamenti che ci consentono di ridurre la nostra esposizione ai campi elettromagnetici in maniera molto forte, senza rimetterci niente, usando comunque apparecchi moderni, comodi. Un'ultima cosa vorrei ancora aggiungere per quanto riguarda i cellulari, per quanto riguarda il Wi-Fi. Una cosa che ho scoperto non tutti sanno è che gli smartphone funzionano sostanzialmente con due tipi di reti. Una è la rete cellulare, che è la rete che si aggancia a queste grandi antenne che stanno fuori, no? Quelle che abbiamo visto prima che coprono tutto il territorio provinciale e il comune di Bolzano. Oppure in alternativa uno smartphone si può collegare a una rete Wi-Fi. Okay, questa cosa magari qua dentro la sanno tutti, però io noto che molte persone questo non lo sanno. Allora, tenete presente questo, le reti Wi-Fi, che anche vengono molto discusse, le reti Wi-Fi sono nate per dare copertura a zone molto piccole, quindi usano pochissima potenza e la indirizzano solo in quello piccolo spazio dove serve un po' di campo elettromagnetico per navigare con lo smartphone. L'analogia da fare è come se io qui, ecco adesso, dovessi leggere e invece di utilizzare quel faretto, solo quel faretto, che mi illumina solo il mio libro e tutto il resto è buio, quindi dal punto di vista della gestione è il massimo, a me serve solo qui la luce, qui non voglio luce, solo quel faretto per cortesia qui. Ecco, questa è la rete Wi-Fi di casa. Io voglio navigare in casa mia, utilizzo il faretto che mi dà copertura solo in casa mia. Usare invece lo smartphone in casa collegato alla rete cellulare sarebbe come se io qui pretendessi che mi accendessero il faro che sta in piazza Cappuccini e che mi aprissero le finestre in maniera tale che mi illumina a luce tutto il centro Trevi. Ok? Questa è la stessa analogia. Perché devo usare un'infrastruttura che è nata per altri scopi, usarla al massimo della sua potenza, deve attraversare i muri, deve fare salti mortali questa tecnologia e invece non uso la rete Wi-Fi che ha una potenza minima solo per questi scopi. Quindi l'indicazione è dove c'è la possibilità di usare reti Wi-Fi, usatele. E domanda in dettaglio, se io scelgo il Wi-Fi, la rete del cellulare rimane connessa o si toglie? Praticamente la connessione alla rete cellulare cade, rimane vivo il collegamento solo telefonico e va bene, se uno mi telefona Giusto. Posso rispondere. Ok, cioè la tecnica funziona già giustamente certo. Se sono a questo luogo dove posso connettermi. La tecnica funziona ma noi non lo sappiamo. Non male, perfetto. Ultima domanda e poi chiudiamo. Quando io in anteprima con Luca Verde mi sono incontrata a chiederlo quale poche nicchie noi per la qualità d'aria possiamo cambiare noi stessi, che è sempre l'unica cosa che è interessante, dove il singolo e la singola possono muoversi e cambiare anche atteggiamento, comportamento e modo anche di vivere. Ho pensato che torneremo qua con pochi buoni consigli
del direttore Luca Verdi, invece, riassumendo adesso, questa è la mia domanda, se non sbaglio sono pochi fonti di emissioni o radiazioni, cosa sempre sia, dove non possiamo partecipare noi, dove siamo dipendenti dagli altri. È vero o sbaglio? Sono d'accordissimo. Tutto questo come dire, mondo in cui siamo immersi possiamo condizionarlo, possiamo modificarlo, possiamo influenzarlo. Quindi possiamo assolutamente cambiare di molto sia l'aria che respiriamo, sia il mondo di radiazioni all'interno delle quali viviamo. E credo di aver dato qualche indicazione, ve ne aggiungo giusto un paio per quanto riguarda gli smartphone, perché sono lo strumento che vedo nelle mani di tutti. Allora, gli smartphone, quando si telefona, evitare di tenerli attaccati alla testa a lungo, si usa o il vivavoce o si usa una cuffietta con filo. Preferirei le cuffiette col filo, perché le cuffiette con i Bluetooth, quelle nuove, a me non piace. Tenete presente che quelle cuffiette comunque hanno una piccola antenna qui che manda il segnale al cellulare. Sono antenne Bluetooth, sono antenne che non emettono tantissima energia, però secondo me non vedo perché uno debba avere un'antenna debole attaccata al cervello quando può usare un filo, un cavo. Per cui io suggerirei, se uno non vuole il cavo, allora usi viva voce, a meno che non abbia dei segreti molto importanti, quindi viva voce oppure cuffia con fili. E poi un'altra cosa importante che non tutti forse sanno è che quando telefono col cellulare, mi devo agganciare alla rete cellulare. La rete cellulare ha le antenne fuori. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'aperto il segnale di solito è buono, al chiuso il segnale non è buono. Quindi cosa fa il cellulare? Se io telefono al chiuso, manda tantissima energia perché sa di essere in cattiva copertura. Se invece telefono all'aperto, il cellulare emette poca energia, ma la differenza non è poca, la differenza è 1000 volte meno energia, non un 15% in meno, no, emette 1/1000, 1000 volte di meno. E sono radiazioni che magari non faranno niente, però io se posso scegliere se avere 1000 o avere 1 vicino alla testa, preferisco 1. Okay, queste sono cose molto banali che, ripeto, sono gratis, non costano niente. Se uno vuole fare qualcosa per se stesso, lo faccia. Grazie per tutte queste spiegazioni e approfondimenti. Chiedo scusa, abbiamo fatto a lungo, ci siamo spaventati noi due e mi dispiace soprattutto per tutti questi argomenti che non abbiamo ancora trattato, forse un'altra volta. Ringrazio il direttore Luca Verdi, grazie. Grazie, aiuta. Adesso forse ci sono anche delle domande nel pubblico, anche nel pubblico online davanti, a casa, che sono davanti al loro computer o al loro cellulare. Possiamo chiudere. Okay. Ecco, allora prendo la parola un minuto per ringraziare i nostri ospiti. Ancora molte grazie, soprattutto è stato interessantissimo scoprire questo invisibile che ci circonda e come possiamo consapevolmente anche muoverci all'interno di delle radiazioni, dei campi elettromagnetici. Effettivamente nella quotidianità non pensiamo a quelli che possono essere anche a volte i rischi o comunque i contributi che possiamo dare per evitare certi rischi. Ringrazio quindi il dottor Luca Verdi, ringrazio la dottoressa Jutta Kustacher, ringrazio voi di averci seguito. Questo video sarà comunque visibile anche nei giorni successivi alla nostra serata e vi invito tutti anche a seguire sia la pagina ufficiale dell'Agenzia per l'Ambiente che il nostro sito della biblioteca con le novità e con altri video e suggerimenti di lettura. Una buona serata a tutti e a presto. Buona serata.